Appuntamenti in agenda per giovedì 25 aprile. Nell'ambito delle manifestazioni del 25 aprile, il Parco Antola propone una giornata di escursione e festa. Appuntamento alle 8 nella frazione di Donetta, da cui partirà la camminata per arrivare sulla vetta del Monte Antola. Alle 11 la commemorazione davanti al monumento sulla vetta, con a seguire, alle 12:15 o alle 13, il ristoro al rifugio Parco Antola. Infine, alle 14 o alle 15, lo storico Guido Levi dialogherà con il pubblico sul tema Dai monti alla città, la liberazione di Genova. A Chiavari scendono in mare gli atleti della vela paralimpica classe ANSA 303 per la terza tappa del campionato regionale ligure. Alle 8 la partenza delle prove classe ANSA 303 singolo, mentre alle 14 quelle del doppio. La premiazione finale si terrà alle 18. Si corre a Lavagna la prima edizione della Lavagninne Run, corsa di 11 km organizzata dai maratoneti del Tiguglio. Iscrizioni al porticato Brignardello. Qui la partenza della gara alle 9:30. Per le manifestazioni del 25 aprile, a Savona nel cimitero monumentale di Zinola si terrà dalle 10 la cerimonia di commemorazione con la deposizione di una corona d'alloro e la lettura da parte dell'ANED del giuramento di Mauthausen. A seguire il vescovo Calogero Marino presiderà la messa. Sul sagrato della chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sasselevante si terrà la festa del Cristezzante. Ritrovo alle 15:30 con i Cristezzanti, il parroco Don Marco Torre e il vescovo Giampio De Vasini. Alle 16 si terranno le prove dei 3 crocifissi della confraternita e dalle 17 merenda per tutti a base di panini con porchetta. Per il 37° corso pianistico nazionale Johann Sebastian Bach, nel complesso dell'Annunziata a Sasselevante, si terrà dalle 16:30 il concerto dei vincitori e la cerimonia di premiazione. L'ingresso è gratuito. Appuntamenti in agenda per venerdì 26 aprile. L'Auditorium San Francesco di Chiavari ospiterà dalle 16 l'inaugurazione della mostra di acquarelli intitolata Un dono culturale all'umanità. L'iniziativa vedrà l'esposizione dei lavori degli studenti del Liceo Artistico di Urbino insieme a quelli degli studenti del Liceo Artistico Luzzati di Chiavari. Alle 21 Francesco Dell'Accio presenterà nella sala polivalente di Recco il suo documentario Viaggio solitario in bicicletta sulle Ande boliviane. L'autore racconterà l'itinerario affrontato nel dicembre 2023 a bordo di una bicicletta e armato di una videocamera da Oruro in Bolivia ad Antofagasta in Cile.